Dyson, un'azienda che produce elettrodomestici e che è quindi specializzata in elettronica, vuole fare delle auto elettriche. Tempo fa vi avevo parlato del concetto di riconversione industriale. Riassumendo, se sono in un segmento di mercato o in una nicchia di mercato nella quale non riesco più a vendere sufficienti prodotti, a quel punto dovrò fare delle scelte molto drastiche. Il video comunque ve lo lascio qui in alto a destra. Per farvi capire meglio userò l'esempio appunto della Kodak. La Kodak era un'azienda produttrice di macchine fotografiche analogiche ed è stata messa in crisi dall'avvento del digitale. Quando succede questo genere di cose, le strade sono due: o si riduce di molto la dimensione dell'azienda, oppure si inizia a produrre altro. Questo altro non è un qualcosa che viene scelto a caso, soprattutto se l'azienda è storica. Durante tutta la storia di un'azienda si accumulano un bagaglio di esperienze, conoscenze, tecnologie, capacità e cose simili che portano anche ad essere idonei a produrre un qualcos'altro di correlato a queste capacità che abbiamo. Nel video di oggi andrò a parlare proprio di questo genere di cose. Tuttavia, nel nostro specifico caso, questa manovra non è stata fatta per un calo delle vendite, ma per diversificare. Si mettono a produrre qualcosa di nuovo per ampliare i propri affari. Stiamo parlando di Dyson, azienda britannica leader nel settore della produzione di elettrodomestici, fondata nel 1991 da James Dyson, con sede sociale, indovinate dove? A Singapore, altro paradiso fiscale. Il video è sempre qui in alto a destra. Una delle novità che ho deciso di introdurre in questa seconda stagione è il momento del fatturato, e quindi sono molto lieto di annunciarvi che qui alla mia destra, che probabilmente alla vostra sinistra, apparirà un riquadro. Volta per volta, ogni video, andrò ad aggiornare questo momento del fatturato facendo una classifica dei fatturati che abbiamo incontrato nei vari video. Quindi complimenti Dyson, che per forza di cose si colloca al primo posto della classifica con 5,76 miliardi di dollari e un utile di 1,44 miliardi di dollari. Ora, questa società nel 2016 aveva annunciato di voler fare una propria auto elettrica, costruita interamente da loro, con le competenze accumulate negli anni nell'ambito degli elettrodomestici. Tra l'altro, il primo prototipo doveva uscire quest'anno, nel 2020. Prima di andare a vedere com'è finita questa vicenda, ci tenevo a farvi riflettere sul punto focale di questo video. Dyson, un'azienda che produce elettrodomestici e che è quindi specializzata in elettronica, vuole fare delle auto elettriche. L'idea è stata dunque quella di far valere i propri punti di forza, e per questo motivo Dyson ha goduto di 7,8 milioni di sterline di finanziamento dal governo inglese. Tutto sembrava procedere per il meglio. Scusa per l'interruzione, prometto che ci metterò poco. Nella descrizione di questo video ci sono link utili sia per le fonti che per i miei social. Ricordati anche di mettere un mi piace perché altrimenti non capisco se ti piacciono i miei video. Detto questo, buon video! Anche perché all'inizio del 2019 erano già stati stanziati 200 milioni di sterline per costruire degli impianti che potessero collaudare le nuove auto elettriche. E se vi siete stupiti per i 200 milioni, pensate che era già stato predisposto un budget di 2,5 miliardi di sterline per produrre nuove tecnologie. Verso la fine del 2019 è stato annunciato l'abbandono di questo progetto e il budget è stato dirottato verso altri ambiti aziendali. Questo significa che il progetto non è andato in porto. È abbastanza difficile capire se questo esito negativo del progetto sia dovuto a un mercato ristretto in Europa delle auto elettriche per il momento, oppure ad altre complicanze. Però con questo video volevo sottolineare il fatto che competenze anche molto specifiche in un ambito possono portarti a produrre beni o servizi in tanti altri ambiti. E attenzione però che questo vale sia per le aziende che per le persone. Ad esempio io ora sto studiando per diventare un economista, tuttavia avevo delle conoscenze pregresse, delle competenze specifiche in materia di editing, quindi sto diventando anche uno YouTuber, tra molte virgolette. Un altro aspetto di questa vicenda che volevo sottolinearvi è che continuamente, ogni anno, nelle aziende più grandi, si continuano a vagliare questo tipo di progetti continuamente. Ci sono tanti progetti che non vanno in porto, che vengono analizzati e scartati subito o che vengono provati a realizzare e ci si rende conto che sono addirittura controproducenti. Fa parte del mestiere anche fare dei dietrofront molto importanti. Non si va all in un progetto, soprattutto se quando hai fatto delle previsioni e poi hai sperimentato, hai trovato che la realtà si discosta di molto dalle previsioni.
Un economista è un esperto che saprà domani perché le cose che ha predetto ieri non sono successe oggi.